Ciao a tutti, Allora, amici di Scuola di Milanese, Cabaret Milano 2000. Quest'oggi abbiamo un ospite particolare, il nostro amico carissimo Edoardo Bossi, il quale, intanto ringrazio della partecipazione, il quale è tra l'altro molto amico del poeta Carletto Oblò. Poi vi spiegherà lui come è nata l'amicizia, magari anche un'altra volta con questo grande poeta contemporaneo milanese. Perché ho scelto di chiacchierare questa sera e di invitare l'amico Edoardo? Perché settimana passata una quaia mesa de Scuola del Milanese ha postato una sua poesia, L'amichetta. Questa poesia ha avuto un grande successo sul nostro gruppo. E allora ho pensato di contattare Edoardo e domandare a lui come è nata questa poesia e quant'altro. Edo, come è nata questa poesia del Carletto, L'amichetta? ciao, innanzitutto ti saluto e saluto tutti quelli che poi magari vorranno ascoltarci. Ma ti dirò, innanzitutto me la sono fatta raccontare dal Carletto perché io non lo sapevo. Il Carletto mi diceva che sotto casa abitava un suo amico che aveva un prestino e poi si è trasferito dalla zona certosa, si è trasferito in via Desenzano, che è lei zona dove è la chiesa di Santa Margherita. E Piazza un bel Ebrea, dì, quella zona lì, no? Mi pare. sì, a Barona, sì. Un bel dì Carletto passa di là e fa una festa che finiva più e vede che è in vetrina perché il gran negozio che suo amico lì, il gran negozio come una volta, metteva il pan laurà, le biove, i bichette, gli metteva il pan francese, gli metteva in vetrina e fa vedere il pan che faceva, no? Vabbè, allora vede in vetrina l'amichetta e sapeva che faceva i michette buoni. E allora è da lì che fa, sì, guarda, perché voleva dare anche di pastis, no? Perché faceva anche il pasticce. E lui che fa, no, no, guarda, i pastis, immagino, dan piuttosto 4 o 5 michette, che su che ti fa buono. E va qua, intanto che è lì che aspetta che cosa è il risotto, il gai sul tavolo, una michetta, e allora comincia con il dito a tirare via il button che è di sopra e a pancia voglia il gusto è tutta un'altra roba, no? Ecco, e dopo quando ho finito di mangiare mi chiutava, che se dopo sono andato in poltrona, mi sono messo là a farmi a visurini e intanto mi è venuto in mente che ho mangiato il button della michetta. E sì, insomma, fatto lei che quando ho finito di fare il sognetto, ho ciappato carta e penna e ho visto sti 4 versi. Ecco, come nasce a volte una poesia, no? Nasce da cose così un po' futili e così me lo sono fatto raccontare perché volevo appunto essere un po' più chiaro con voi. Bene, grazie Edo. Adesso ve la leggi, E direi che questo è il primo passaggio importante. ecco. Allora, il titolo è L'amichetta del Carletto Blu. Quante veci il marciapè gli denanza al prestinè, ti te vedete là in vetrina chi del pan le la regina. Sì, sono tre parlate lei d'un rubin de poc d'anè, le divisa in cinque bucon, conti in testa un bel bouton. Che profumo, che buon odore, le bel fine il suo colore, l'ha cantata anche il poeta. Te capì? L'amichetta. Ecco, Bellissima. queste, ecco, con parole molto semplici, però
ha descritto delle cose che lui ha visto, che vediamo tutti, ma lui le ha sottolineate. La forza del poeta è proprio lì, E il infatti, sottolineare le cose che vedono tutti. infatti quello che mi salta all'occhio proprio leggendo questa poesia è che questa amichetta, no, esordisce dicendo che lei è un pane in vetrina, cioè come se fosse qualcosa da mostrare. La roba più se bella, la metti in vetrina, no? Esatto, E sì, sì, la sì. mettevi in vetrina. Sì, perché lui poi aveva tutti i tipi di pan che faceva, no? E gli metteva in vetrina, scivava, andava a lettere, poi il pane lavorato, la biova, la michetta, il pan francese, e sapeva già che tipo di pane faceva. Ecco. E allora ecco il perché il Carletto la capì, una roba normale, no? Che lui, se passo via, vedo un pane in vetrina, che penso un'anca. No, lui A l'ha sottolineare proprio perché non è vero che un tempo c'è questa leggenda metropolitana, no? Che adesso la michetta si trovano perché che tanti tipi di pane, ma a Milano sempre sta fa tanti tipi di pane, ti te ne nomina 4 o 5. Sì, sì, sì. Quindi, però lei è una regina in vetrina, però questo contrasto con l'economica, la poesia la dice de poc d'anè. Ecco, Sì, questo perché questo contrasto, no? Perché a Milano è inutile stare girare intorno, l'amichetta è l'amichetta, insomma, lui ne mangia anche la biova, per modo di dire, però l'amichetta è proprio la regina della tavola del milanese, no? Ecco, e quindi mette proprio a confronto una rubetta di niente e dà proprio il titolo di regina. Ecco, è regina. anche questo a me Regina piaciuta. e disaria anche, anzi, le dice il Carletto, profumata. Perché quante passe via del prestine, a me il prestine di una volta, no? Ne sgani filter, più cose, perché la legge non permette. Ma una volta ti passavi via dal salume, che era un profumo di sotasè, di salam, no? Ti andavi dentro, ti si slargavi i polmoni a sentire certi odori. Adesso ti vedi al supermercato, sui banchetti, confessionali. Stai vedendo anche usare la roba. È vero. Quindi Ascolta, ecco, l'amichetta, no, ti dico che è il pan di milanese, è sempre stato. è sempre stato Micheta col Gela, micheta col Bologna, il col Bologna. salame. Quanti maniere si può mangiare la micheta? Ah, e poi ti sei che ricominci una la tira l'altra, perché la prima le di assaggi, la seconda le per vedere come era la prima e la terza la va a No, ma la prima volta che ti mangiavo una micheta, ti si ricordi? E Seri in culec e mi ricordi che descondon non mi savevano sotto la maglietta, ma si ne accorti quei preti e un ciapà una legnata di quei figlio più. E te Vabbè, l'ha portata via. perché l'era per fare merenda. Va bene, sì. Ma Ma me la dite se ricordo. in che perché le è difficili trovare la vera michetta. Ma il mio amico diceva, il mio amico, che poi le diventa anche il mio amico, quelli che faceva il prestine, e diceva che è una questione di scelta di farina. Sono che tipo parlano, domando un nome perché sono che tipo di farina il duperava. Però la dice, che per la farina, quella giusta. Vabbè. Non Forse no fai che le minga troppo facili fai michette. e è mica facile anche perché poi mi diceva anche che parlerei una stupidata, ma l'acqua, soprattutto l'acqua, dipende tanto dall'acqua.
se te metti in una zona, in una città, in due che l'acqua che è mica buona, il pane è che mica troppo, no? È perché passa lì farina, lievit, un po' di sale e acqua. È tutto lì. E l'acqua la fa parte di ingredienti per fare la michetta. Un'ultima cosa, perché non ti voglio portare via tanto tempo, perché so che ti sei sempre ciapato. Ma ti in che se ti vuoi una michetta buona, adesso che il tuo mese e fa da un'altra parte, due re che ti vedi? Ah, Savaria proprio no. Michi, bichette, ormai io compri, perché l'esse lunga la fa il pane, ma i michette proprio ganno la forma della michetta e basta. Nella rosetta come la chiamano, no? Non la michetta. La rosetta, appunto, che mi incassi quando dice la rosetta, perché a Milano è la michetta, le ultime non la tola, o no? Sono sicuro, guarda. Sicuramente, guarda, sono d'accordo con te. Edo, io sono veramente contento di avere avuto la possibilità e dare la possibilità ai nostri amici di Scuola di Milanese di aver conosciuto la storia che ha portato a scrivere la michetta. Abbiamo potuto sentirla leggere da una persona che io, l'unica persona che conosco che è amica così di Carletto Blò, e abbiamo fatto 4 chiacchiere in milanese, che è sempre una roba bella. Sempre un bel file. Esatto. E niente, magari allora, dica la prima volta che ti vedete il Carletto, sì. Dica se è magari un'altra poesia che si può, magari te la fai spiegare, insomma, e dopo magari la metti su Scuola del Milanese, dopo certo. fa un'altra volta con Alex. Me ne fu da 2 o 3, ti mandi, poi ti cattefiorati, dopo mi vuoi fammi spiegare. Cosa dici? E da me volevi dire, per giovedì, se riesci a trovare qualche disegno, ti fu una bella sorpresa. È una roba un po' lunga. Allora la faremo a tocca. Intanto chiudiamo la nostra chiacchierata sulla michetta. Io veramente ringrazio tanto Edo per la tua disponibilità. È un piacere. Alla prossima. Grazie amici. Ciao.